Si è svolta ieri una conferenza stampa all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento da parte del commissario dell'ASP Zappia relativamente alle problematiche che si sono create all'interno del reparto ortopedia, che ha visto diversi medici andare via, con lui anche il primario dell'ospedale di Sciacca del reparto ortopedia, dottor Giuseppe Tulumello, che guiderà prossimamente anche quello di Agrigento. Tutto infatti è stato centralizzato sulla nostra città. L'ortopedia, a detta dello stesso Tulumello, continua a funzionare e l'arrivo di nuovi medici ci permetterà di rientrare nella normalità. Qualche medico è stato già individuato, grazie anche alla disponibilità di 2 dottori agrigentini che vogliono rientrare in città e che al momento operano a Palermo all'ospedale civico. È avuto anche l'assenso dell'ospedale Giglio, che mette a disposizione anche non solo gli ortopedici ma un gruppo di medici che si occuperà di chirurgia vertebrale, questo quanto dichiarato a margine della conferenza dal commissario Zappia. Abbiamo già dei risultati perché abbiamo ieri aggiudicato la gara per l'esternalizzazione, quindi già da settimana prossima il direttore sanitario provvederà a fare l'integrazione di questi nuovi medici che abbiamo richiesto sia per Sciacca che per Agrigento. Abbiamo già ricevuto l'ok della direzione generale del commissario e del direttore sanitario del civico per 2 agrigentini che vogliono venire a operare su Sciacca, quindi io ritengo che al massimo i primi di dicembre, ma noi lavoreremo prima, potranno venire a operare su Sciacca. E poi in ultimo non ho ancora ricevuto la risposta formale, ma ho l'assenso informale da parte del direttore del Giglio di Cefalù, che mi ha detto che mi mette a disposizione non solo gli ortopedici, ma siccome nei momenti di criticità, se tu sei uno che ci tiene a quello che fai e devi anche rilanciare, abbiamo chiesto a lui per la chirurgia vertebrale che manca ad Agrigento e che so che ha un bellissimo gruppo di Monza che lavora al Giglio, e quindi vorrei anche dare quest'altro servizio in più alla provincia di Agrigento dopo le malattie infettive, dopo la chirurgia, le malattie infettive Ribera, la chirurgia retroperitoneale che sappiamo essere allicata, e vorremmo spingere in questo. Lo so che in un momento così difficile parlare di questo sembra un po' una follia, però nella mia testa avere dentro altri medici che poi sono ortopedici, che sono specializzati in chirurgia vertebrale, diciamo che è un plus in più per poter garantire che il post operatorio, che è la parte della sicurezza del paziente, ci siano più medici presenti in struttura. Io ho chiesto che vengano a presidiare la nostra struttura e quindi avremo dei medici qualificati in più. Lei conta di avere in piena funzione il reparto ortopedia entro il marzo 2024? Mi sembra lontanissimo. Noi stiamo lavorando per prima, noi vogliamo già dal mese di dicembre ridare almeno a tutti e 2 i reparti il minimo per poter lavorare. Vi ricordo che ad Agrigento erano 9 su 10, cioè ne mancava solo 1. Però adesso vediamo di fare in modo che almeno dal punto di vista organizzativo, cioè di persone che lavorano, il Tulumello e i colleghi che sono veramente da elogiare, che sono rimasti, e qualcuno che vuole venire, siano messi nelle condizioni un po' di serenità, perché non possiamo consentire che una persona faccia 820, 7 giorni su 7 con le emergenze e con le urgenze che sta facendo. E quindi da parte nostra c'è questo, c'è la voglia di fare nuovi servizi, c'è già assegnato, aggiudicato la chirurgia robotica, perché non solo vogliamo garantire il minimo, ma vogliamo anche dargli al paziente uno standard un po' migliore, e questo serve anche per attrarre i giovani, perché verrebbero a lavorare con strumenti che sono il futuro, che è il robot per l'ortopedia, e riprenderò di nuovo la pratica per il robot per la chirurgia generale, perché anche lì abbiamo la convenzione con l'università e quindi dovremmo essere in 10, siamo attualmente in 5. Questo significa naturalmente un ulteriore sforzo. 5-6, sì. Sì, vabbè, è un momento emergenziale, cioè dall'oggi al domani sono andati via 7 medici, quindi senza dubbio non c'è stato nemmeno il tempo di poter come dire, recuperare personale medico, ma questo è stato un caso più unico che raro. Insomma, capita che magari va via 1-2 medici, ma 7 medici in un unico colpo, in un unico giorno, insomma è un po' pesante pure da affrontare. I dati sono positivi?
I dati sono positivi, certo stiamo lavorando senza dubbio di più, non vi posso dire che non, ma questo è, come diceva poc'anzi il commissario, il medico lo fa anche per missione. Noi abbiamo questo compito, non abbiamo, cioè se c'è da stare qualche ora in più ci sacrifichiamo senza dubbio, però il nostro orgoglio è quello di portare avanti ecco, il nostro lavoro è di poter garantire all'utenza della provincia di Agrigento, non soltanto diciamo, di questo comprensorio, ma ricordiamo che anche Sciacca e Ribera in questo momento vengono ad essere centralizzati qua ad Agrigento. Nonostante questo stiamo portando avanti un lavoro egregio. Emergenza affrontata bene allora. Diciamo che stiamo, penso, poi sarà l'utenza diciamo, a stabilirlo, però ritengo che stiamo affrontando bene l'emergenza. Dottore, un suo commento sulla chiusura dell'ortopedia a Sciacca? Non è chiusa l'ortopedia a Sciacca, in questo momento l'ortopedia a Sciacca è aperta e io ne sono il direttore. In questo momento abbiamo avuto la necessità di dover centralizzare. Si stanno portando avanti diciamo, si stanno mettendo in atto tutte quelle procedure per recuperare personale medico e per poter quindi come dire, gestire anche l'ortopedia di Sciacca. Lei non sta badando alla stanchezza? Ma diciamo che io sono abituato a fare questo, mi piace, sì, mi piacerebbe magari ogni tanto farmi una passeggiata, però insomma non mi sta pesando.